Allora, eccoci qua. Puntualissimi per questa nuova live. Allora, diamo il tempo necessario per collegarsi. Nuova live con il sottoscritto per far sì. Allora, vediamo un po'. Controlliamo se YouTube è attivo. Perfetto, perfettissimo. Ok, possiamo andare avanti allora. Allora, aspettiamo. Consulti telefonici in questa live, come ogni mia live. Consulti altamente professionali per gli amanti della professionalità. Non, come vedete, sono stati disattivati i commenti per motivi di serietà e professionalità, perché non posso mettermi a leggere i commenti che voi scrivete con le date di nascita, bla 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 bla. Questo lo lasciamo fare chi ha tempo da perdere e chi sta lì per prendere follower. Io sono qui, diversamente dagli altri, per effettuare ogni giorno all'incirca un'oretta a vostra disposizione. Preferisco parlare a voce. Parlare a voce consiste nel telefonare in diretta live, dandomi la vostra data di nascita, il problema da controllare. O meglio, fate la vostra domanda alle carte e le carte vi risponderanno sicuramente. Salutiamo l'amico Massimo che dice buon pomeriggio. Ciao Massimo, buon pomeriggio a te, buona visione lì su YouTube, quindi un abbraccio a tutti voi che mi seguite abitualmente su YouTube. Come vedete noi andiamo in contemporaneo in diretta live sia su YouTube che su TikTok. Facebook l'abbiamo tolto di mezzo, quindi Facebook lo utilizzo solo per giocarci un po', per pubblicare foto così giornaliere, perché ritengo Facebook non adatto a una live del genere di cartomanzia. Quindi Facebook ormai è diventato un social per siti di appuntamenti, per incontri, per chat sex e così via. Ritengo Facebook uno dei tanti social che utilizzano questo tipo di discorso. Quindi non fa per me. Ognuno della propria vita faccia quello che vuole, ma non è un social che col tempo ho studiato, col tempo ho analizzato, e allora ritengo che non fa per me, non è un social per cartomanzia. Infatti a quest'ora stanno tutti lì a chattare per incontrare la propria donna ideale o il proprio uomo ideale. Va bene anche così. Allora, prendete carta e penna, così io vi darò il numero di telefono per parlare con me in questa diretta live. 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Andiamo a leggere altri commenti su YouTube.
Ciao Francesco, buon pomeriggio anche a te. Che dice Francesco? Buon pomeriggio, ma sei elegantissimo oggi, sì. Oggi mi sono fatto il taglio di capello, mi sono nuovo look, nuova. Io ogni tanto cambio, non amo essere sempre la stessa persona. Ok? Allora andiamo a salutare l'amica Emma che dice buon pomeriggio Cleo. Ciao Emma, ciao, buon pomeriggio anche a te. Bene, bene. Allora 345 630 81 72 per chi desidera parlare col sottoscritto. Allora, mi dovete perdonare voi amici che ogni giorno mi seguite su TikTok, però siccome io l'iPhone con cui trasmetto ce l'ho un po' lontano da me, un po' lontano, quindi non riesco a vedere le vostre facce, i vostri visi, quindi non posso salutarvi singolarmente. Va bene? Non vedo chi è collegato. Allora, la prima cosa da fare quando chiamate in questa live è quello di tenere i telefonini col volume abbassato, se no va a finire che la voce rimbomba e non si riesce a comunicare. Ok? Poi la seconda cosa da fare è quella di mettere il seguo, se non l'avete fatto, fatelo subito perché è importante, così vi arriverà la notifica non appena sarò di nuovo in diretta. E poi, se vi fa piacere, col ditino, prima che si spezza questo dito, fate tap tap, aumentiamo i cuoricini qui. Pronto? Sì? Salve, posso parlare? Prego. Sono io, prego. Salve. Salve. Mi dica. Ciao, senti, io qualcosina sull'amore. Non ho capito perché non ti sento bene. Se ti avvicini al telefono, dimmi. Sì. Amore. Prego. Mi senti? Ma la voce viene a tratte, capito? Va a tratti, non riesco a capirti cosa dici, dimmi. Perché chiamato dall'abilità a fare cellulare per sentirti. Non ti sento bene, mi dispiace. Mi senti adesso? Un po' meglio, dimmi. Dico, io voglio sapere qualcosina sull'amore. Sull'amore, sì. Mi devi dare la tua età, che segno sei? Allora, io anni e sono No, non ti posso fare il consulto perché mi dispiace, la voce esce a tratti e non possiamo comunicare. Stacchiamo questa diretta, mi dispiace, non riesco a capire un tubo, la voce arriva a tratti, quindi non è possibile fare un consulto. Io sono una persona che amo la chiarezza. Riprovaci con un sistema migliore, amica mia, perché non riesco a capire niente. Allora, linee libere 345 630 81 72. Per chi desidera parlare col maestro Cleo lo faccia in questo istante. Chi invece pensa che questa non sia la live adatta per i propri diciamo, per le proprie domande, allora col dito scrolla. A quest'ora ci sono tanti bravi cartomanti ad ascoltarvi e a dirvi quello che voi volete essere sentiti dire, non leggere le carte, ma accontentarvi e dirvi quello che voi volete sentirvi dire. È tutta un'altra cosa, non vuol dire fare un consulto o leggere le carte. Ogni volta che io apro le carte c'è dietro un'esperienza di 43 anni, dal 1979 io effettuo consulti in TV.
leggete il mio nome, chi sono io, poi andate su YouTube, scrivete questo nome, il Santone di Avella, e vedete cosa esce fuori. Il mio cammino dal 1979 a oggi. Trovate addirittura i miei video di quando avevo 20 anni. Questo vuol dire serietà e professionalità, perché io con la bocca vi potrei dire quante stronzate, ma io ho tutto documentato. Pronto? Pronto? Sì? Ciao, sono sempre quella di prima. Adesso mi sembra che va bene, mi dica. Mi senti? Sì, Senti, allora io ho 40 anni sì, e sono del Sagittario sì. e volevo sapere qualcosa sull'amore. C'è un compagno? Diciamo che sto frequentando una persona, però siamo distanti. Quindi tu la tua domanda qual è che fai alle carte? Non ho capito. Devi fare una domanda precisa alle carte per avere un'apertura. Tu cosa chiedi alle carte? E vorrei sapere se lui è l'uomo giusto. Mi dai la data di nascita di lui? Allora, lui è nato ad agosto, il 12 agosto del 67. Perfetto. Da questo momento in poi, un attimo solo, da questo momento in poi fermami quando vuoi. Basta. Ok, andiamo a controllare. Allora, sei in totale confusione sentimentalmente parlando, perché dalle troppe batoste che tu hai avuto hai preoccupazione, hai problemi di fare sul serio perché non sai mai qual è la sicurezza. È vero. Perché tu hai conosciuto contemporaneamente due persone, quindi non sai quale di quello è quello giusto. Allora, la data che mi hai dato, la data di nascita che mi hai dato di questa persona, le carte me lo danno come una persona che è un po' incerto, non ha sicurezza, non è convinto, perché lui spera in un futuro, perché lui vuole progettare il suo futuro sentimentale. Capito? Ma in te questa persona è come se vede insicurezza, come se, quindi dice ma che boh a me può perdere tempo, non può perdere tempo, fa sul serio, non fa sul serio, che boh. Capito? Quindi sta tutto a te a trasmettere a questa persona la tua sicurezza, che effettivamente è una persona che ti piace. Chiaro? Sì, grazie. Buon pomeriggio. Grazie mille. Prego. Anche a te, grazie. Ciao, stammi bene, stammi bene. E questo è il modo in cui io faccio i consulti. Come vedete. Pronto? Salve, maestro Cleo? Sono io, salve. Salve. Posso una domanda, sì? Sicuramente. Allora, vorrei sapere se ci sarà un ritorno con il mio ex. Da quando è andato via? È da tanti anni, sono 5 anni, però lui
Cioè, nelle mie dirette di TikTok mi spia sempre, cioè è ritornato dopo che si è lasciato, quindi vorrei sapere cosa vuole da me. Allora, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Allora, io sono nata il 19 agosto del 92, devo fare 30 anni. Lui? E lui 30 12 92. Ok, allora, pensando lui, fermami quando vuoi. Devo pensare a lui, devo fermare quanto voglia. Sì, mi devi dire Cleo stop. Ok. Stop. Ok. Allora, le carte me lo danno come una persona che si vuole divertire un altro poco. Ora, se tu vuoi come lui divertirti un altro poco, allora fatti avanti. No, non cerco divertimento. Solo divertimento, capito? Niente. Quindi lui non ha delle intenzioni serie. Ma quale intenzione seria? Questo è un povero uomo. Ama solo la donna a letto. Quindi ritorno e non ne vedete? No, assolutamente. Ho capito. Va bene, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Scusatemi se sono troppo diretto e sono troppo crudo, ma non amo fare il ruffiano. Bla 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 bla, amore, tesoro. Sto qui per fare i veri consulti. La vera apertura delle carte. Se volete essere prese per i fondelli, col dito plaff plaff, andate altrove. A quest'ora trovate tanti bravi cartomanti che si mettono lì e si mettono a spassare voi in cambio di eventuali monete, come si dice, la donazione, in cambio di centesimi di donazioni. Si mettono lì e vi dicono tante cose belle. Chiaro? Qui veri consulti. 345 630 81 72 chi desidera avere un consulto di cartomanzia, ma potete far richiesta anche di una veggenza. La veggenza, consulti di veggenza consistono che non utilizzo le carte, ma i poteri della mia mente. Quindi chi vuole una veggenza, noi facciamo la veggenza. Ok? O potete richiederla. 345 630 81 72. Ricevo in provincia di Caserta, ricevo da vicino in provincia di Caserta e mi reco a domicilio per le persone che vogliono incontrarmi da vicino. Mi occupo di cartomanzia nel privato, riservatamente, telefonicamente, vi costa 30 euro. In questa live non vi costa niente, è tutto gratuito, ma in privato vuol dire che voi parlate con me riservatamente e il consulto è completo, quindi può durare anche mezz'ora un consulto. Ecco perché c'ha un costo. Poi mi occupo anche di legamenti e ritorni d'amore per le persone che vogliono salvare la propria unione. Pronto? Buonasera, maestro Cleo, sono Angela. Buonasera, Angela. Buonasera a te. Allora, ho 39 anni e sono del segno dei pesci. Sì. Volevo gentilmente chiederti se avrò un cambio lavorativo. Grazie. Sicuramente, vediamo subito. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Perfetto. Va
bene così, grazie. Prego. Allora, vediamo. Sì, le carte me lo danno pure questo cambio, ma non subito. Ok. Però E ci sta. come tempistica, più o meno? Ma secondo il mio modesto parere se ne parla dopo le ferie, dopo il Ferragosto. Grazie mille, gentilissimo. Prego. Come sempre. Grazie, Prego, maestro. arrivederci. Grazie. Arrivederci. Allora, dovete sapere una cosa molto importante. Leggiamo prima il commento di Francesco. Maestro, una mia curiosità. Lei riesce ad andare a leggere le carte solo con la vibrazione della voce oppure serve sempre la data di nascita o l'età? Allora, Francesco, ti dico una cosa. Allora, l'età io la chiedo per sapere la persona, la sua età, con chi sto parlando, quanti anni ha, capisci? Ma le carte a me non mi servono un tubo. Dice allora perché utilizzate le carte? È perché la gente è così stupida che ama vedere le carte per un fatto ottico, amano vedere le carte. Però la cartomanzia, per carità, esiste, uno legge le carte, fa prima perché ti danno diciamo un'apertura del discorso, del ragionamento, però sinceramente a me personalmente le carte non servono perché io utilizzo la vibrazione della voce della persona che mi chiama e vado a usare la mia veggenza spirituale che mi comunica quello che la persona ha. Quindi se capita qualche persona che mi chiede la veggenza, te lo faccio vedere come funziona. Chiaro? Allora. Le linee intanto sono libere, 345 630 81 72. Stavo per dire una cosa importante. Dovete sapere che io, oltre su TikTok, ho un altro profilo dove mi diverto perché anch'io ho bisogno di rilassarmi dal massimo relax. C'ho un profilo su TikTok che sta andando molto bene, che adesso vi dirò e vi consiglio di venirvi a divertire insieme a me. È un profilo TikTok che vado a raccontare barzellette perché amo la barzelletta per rilassarmi. È un profilo dove io pubblico ricette della cucina perché amo la cucina. Pronto? Quindi vado sì, un attimo solo. Buonasera, un attimo. Quindi vado a pubblicare un po' di tutto e quindi insieme al mio pubblico mi diverto insieme a voi. Il TikTok il profilo TikTok si chiama Fabio Romanelli oppure Smav Radio. Quindi potete entrare sia con Smav Radio perché è una radio a tutti gli effetti, perché ho questa radio dove sono il titolare, quindi potete cercare su TikTok Smav Radio, mettete il seguo perché vi divertirete insieme a me, ma oltre a divertirci potete ascoltare la buona musica napoletana in H24, potete ascoltare la radio sempre, va bene? Pronto? Buonasera. Buonasera, prego. Antonio, dimmi. qualcosa sul professore sentimentale, per favore, perché non vedo nulla. Molte conoscenze, ma nulla di concreto. Vediamo. Qualcosa. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Toro 46. 46? Sì. Vediamo. Scusi, ma sono molto nervoso perché è un periodo veramente
Tranquillo, vediamo subito cosa dicono le carte e cosa avverto io. Da questo momento, gentilmente, fermami quando vuoi. Io non vedo il video, quindi mi affido, non so il video. Prego, dimmi solo stop quando vuoi. Stop, prego, grazie. Prego, un attimo solo. Allora, ti prego di restare zitto, parlerai all'ultimo, ok? D'accordo. Allora, tu sei la persona più buona di questo mondo, nel senso che sei una persona, a parte sempre disponibile nell'ambito amicizia, familiare e così via. Sei una persona che ama molto il viaggio, spostarsi continuamente e così via, ed sei molto sincera, le carte mi danno la sincerità, però questo tuo modo di vivere, questa tua saggezza di vita ti ha portato varie conseguenze sia nell'ambito delle amicizie, delle conoscenze, sia nell'ambito sentimentale, perché ti hai fatto spesse volte la solita domanda: ma perché io non trovo la persona ideale come dico io? Io ti dico che la persona ideale la troverai, ma devi aspettare con l'arrivo del mese di ottobre. Attenzione, questo mese che io ti sto a dire, ottobre sarà il mese fortunato tuo, in amore troverai una persona come te che ha bisogno di un vero e unico cammino sentimentale. Puoi parlare? Quindi non la conosco ancora questa No, persona. non la conosci ancora. Non la conosci ancora. D'accordo, maestro, sono gentilissimo. Buon lavoro, una buona giornata. Grazie, arrivederci. Allora, cosa dice Massimo? Allora è veggenza in parte, si mette in pratica in tutto quello che hai in possesso. Infatti, sì. Allora speriamo di vederla oggi all'opera con le carte, senza le carte. Massimo, infatti, è una persona pure simpatica. Ti ringrazio. Grazie ragazzi su YouTube. Allora, come no, faremo la veggenza non appena la richiedono, possiamo fare la veggenza, non ci sono problemi. Allora, vediamo un po', le linee ritornano libere, 345 630 8172, per coloro che vogliono parlare con me. Allora, io sto vedendo, veramente sto vedendo su TikTok un qualcosa di direi un qualcosa di poco intelligente, veramente di poco intelligente, perché voi state dando, o meglio, state valorizzando le persone che si mettono lì e vi creano solamente una confusione mentale. Ogni cartomante che vedete vi mettete a scrivere nei commenti: voglio sapere questo, voglio sapere quello, e ci sono centinaia e centinaia di persone in attesa. Ma non che questo mi faccia attenzione, assolutamente, perché se volevo fare anch'io i consulti con i commenti, in cambio di donazioni, in cambio di quei centesimi di donazione, l'avrei fatto pure io. Ma non l'ho fatto perché mi ritengo una persona seria del settore e mi ritengo molto professionale. Ecco perché io ho sempre pochi in ascolto, perché io detto delle leggi serie e professionali. E questo mi fa onore, mi fa molto piacere avere a che fare con quelle poche persone serie, coerenti
e persone che capiscono l'importanza di questa live, ok? Ecco perché dico sempre, voi ragazzine andate a giocare con le bamboline, andate lì a scrivere nei commenti e fatevi spassare, come dico io sempre, da questi 4 cartari che stanno su TikTok. Chi vuole avere a che fare con me devono essere persone adulte, persone che capiscono l'importanza di questa live. Ok? Allora, linee libere 345 630 81 72. Potete chiedere la cartomanzia, potete chiedere la veggenza. La veggenza sta a indicare che vado a utilizzare solo le forze della mia mente. Quindi vado ad indovinare senza farvi parlare, mi dovete dare solo la vostra età, il vostro segno zodiacale. Il resto sono io che indovino voi, senza tirarvi le parole dalla bocca. Ma a quando vedo questo, a tutto questo voi non gli date un valore. Poi non chiamatemi in privato quando mi chiamate Cleo, sono stato truffato da Pinco Pallino, Cleo, sono stato truffata da Picco Pallino, oppure Cleo, mi hanno chiesto questo, quello, perché voi siete una banda di imbecilli. Sapete perché? Perché voi il primo che vedete vi fate fare le carte, il primo che vedete vi fate tirare i soldini dalle tasche. È chiaro? Non ve ne frego con chi state parlando, non ve ne frego quello lì che vi sta consultando chi è, che fa nella vita, che ha fatto nella vita, che chi è colui che vi sta facendo le carte. Prima di consultarvi con un personaggio, oggi è molto semplice sapere con chi state avendo a che fare. Semplicissimo. Allora prendete il nome del cosiddetto mago che state facendo le carte, andate su YouTube, scrivetele su YouTube oppure sul motore di ricerca Google, scrivete il nome, vedete che cosa vi esce fuori. Se vi esce 0, che non esce niente, vuol dire che state parlando con uno che si è improvvisato, ha comprato le carte, si è messo lì a farvi la lettura delle carte, così. Ma se andate a scrivere il nome di il mio nome, il Sandone di Avello, andate a scriverlo su Google oppure su YouTube, vedete che cosa vi esce fuori. Vi escono migliaia e migliaia di video dal 1979 a oggi, tutto il mio cammino spirituale, tutta la mia storia del mondo delle scienze esoteriche. Allora voi sapete con chi state parlando, sapete chi avete davanti agli occhi. Ecco perché siete imbecilli. Mi dovete perdonare se dico queste frasi, ma è la verità, è la verità. Poi vi truffano e ve la prendete con tutti. Abbiamo detto tutto. Allora, cosa dice Francesco? Maestro, alcuni cartomanti nelle dirette minacciano per avere i soldi dei consulti, sono dei pazzi. E vabbè, ma sono persone che hanno le palle, scusami, Francesco, hanno le palle queste persone, perché sono le persone, i cosiddetti imbecilli, che io chiamo imbecilli, che li valorizzano, capisci? Li valorizzano, perché se sentono una persona che minaccia a chi li chiama e poi li continuano a chiamare, vuol dire che sono imbecilli. Sono amanti, sono sadici perché amano godere in questo modo. Oh no, Francesco? Questa è la verità, perché se no si aggiornerebbero con chi stanno parlando, con chi sto parlando io. Ma siccome, come vedono uno con le carte in mano, tutti a chiamare, a scrivere nei commenti, ma che di che vogliamo parlare?
di che vogliamo parlare. Io nelle mie trasmissioni televisive sono state sempre io. Ho sempre parlato così perché io valorizzo il mio lavoro e difendo il mio lavoro. Difendo il mio lavoro. Ecco perché tante volte offendo le persone che mi seguono, proprio perché lo devono capire, ci deve entrare qua nella mente. Dovete aprire gli occhi. Allora 345 dice, vabbè, ma tu così facendo non ti fai chiamare. Ma io che non mi chiamano, non me ne frega un tubo. L'importante è che sono me stesso. L'importante è che io sono me stesso e non sono un ruffiano per farmi telefonare. Non me ne frega un tubo. Ringraziando il Dio, da oltre 40 anni a oggi ho una clientela di persone per bene, di persone che capiscono chi sono io. Tutti gli altri, ma non me ne frega proprio. Allora 345 630 81 72. Allora, è vero maestro, come dice sempre lei, viviamo in un mondo di matti. Sì, è vero, viviamo in un mondo di matti. Allora, Francesco, ricordati una cosa. Spero che un giorno ti ricorderai di questa frase che ti dico. Allora, non fidarti mai di chi ti fa la risatina in faccia, il sorriso, il famoso sorriso in faccia, così. Non fidarti mai. Ti devi fidare di chi oggi ti ride in faccia e domani ti manda a fanculo, perché è se stesso. Non sta lì a fingere, a riderti in faccia per poterti piegare, a dirti gioia, amore, pizzicotto in faccia. Non fidarti mai di questa gente. Fidati di chi oggi ti ride in faccia e domani ti manda a fanculo, perché lui è una persona che non utilizza nessuna maschera, è se stesso. Capito? Ricordati queste parole. È importante. Allora, 345 630 81 72. Per tutti quelli che vogliono un vero consulto. Ripeto, ricevo in provincia di Caserta da vicino, mi reco a domicilio in tutto il mondo ed effettuo consulti in privato riservatamente, senza limiti di tempo. Però, senza limiti di tempo, sì, d'accordo, però c'è sempre un limite a tutto, C'è sempre un limite a tutto. Non facciamo come una persona che mi ha chiamato l'altro giorno, siamo stati un'ora a telefono e dopo un'ora stava ancora a chiedermi le cose. L'ho dovuto mandare a fanculo perché vuol dire approfittarne della buona mia volontà. Ecco, a tutto c'è un limite. Potete chiedermi in privato tutto quello che volete, però se poi mi cominciate a chiedere per il cagnolino, per il gattino, per il zio, per la zia, per il cugino, e allora a quel punto vi devo per forza mandare a quel paese. Grazie dei cuoricini a chi ha fiducia in me, grazie dei cuoricini. Allora 345 630 81 72. Allora dice Francesco Magro, sante parole maestro, lo ricorderò sicuramente questo. È la verità, Francesco. L'esperienza ti porta a essere un po' più saggio e capire un po' come è fatto l'essere umano. Tu immagini che io
carissimo amico mio Francesco, immagini che il 30 di questo mese è il mio compleanno. Faccio un po' 63 anni. Nella mia vita ho sempre aiutato a tutti. Ho sempre aiutato a tutti sia nel dare consigli, ho sempre aiutato a tutti anche economicamente, qualcuno che stava a problemi che io ho aiutato, sempre disponibile, sempre. Non appena hanno visto che io non sono più disponibile ad aiutare economicamente perché non posso più, si sono allontanati tutti, capisci? Si sono tutti allontanati. Quindi Cleo oggi non è più buono. Capito come funziona? Quindi ricordatevi una cosa, amici miei, l'amicizia, punto 1, non esiste, l'amicizia non esiste. Esiste colui che dedico le mie attenzioni. Quindi esiste colui che io vado a dedicare le mie attenzioni, non l'amicizia. Pronto? Pronto? Sì, prego. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo sapere su mio figlio. Sì. Però non riesco, io la sto seguendo, però non è che sono tanto brava con il cellulare. Ho preso il numero, però non riesco a mettermi sulla sua pagina di persona. No, lei sta con me parlando adesso in diretta live su TikTok, signora. Sì, io sto su TikTok, solo che... Ah, lei voleva andare a vedere sul... Ho capito, è semplicissima, signora. Lei sa scrivere? Credo di sì. Vada sul canale dopo, vada sul canale YouTube. Sa andare su YouTube? Sì. E nella ricerca deve scrivere il Santone di Avella. Sì. E vede un po'... Mi scusi, ma io che sto su TikTok che la sto seguendo, Sì. Infatti gli ho mandato anche un messaggio che lei dà troppo in fretta il numero di telefono, per cui sto da una mezz'ora per cercare il suo numero di telefono. Però, signora, è semplicissimo, mi deve perdonare. Allora, su TikTok, se lei va sul mio profilo di TikTok, c'è un link. C'è un link sotto la mia foto, c'è un link ed è il link del mio forum. Se lei clicca su quel link, si apre la pagina del mio forum con i numeri di telefono. Comunque sono riuscita perché TikTok mi vieta di mettere il numero di telefono fisso, se no mi blocca la live. Okay. Ma solo per questo, se no sarebbe semplicissimo. Però voglio dire, tutti voi, se andate un attimo su YouTube per prendere il mio numero di telefono, YouTube, andate su YouTube sul mio canale, scrivete il maestro Cleo. Vedete, il maestro Cleo, esce la mia pagina dove ci sono i numeri di telefono, facilissimo. Sì, e io adesso cosa... Sì, lei adesso... parlare con lei? Sì, lei sta parlando con me in diretta live. Lei vuole sapere qualcosa di suo figlio? Sì. Mi dia la data di nascita di suo figlio. 1/6 del 2004. 2004. Qual è la domanda che lei fa alle carte? Se torna a casa. È andato via di casa? No. Ah, ho capito. Perfetto. Vediamo
se riuscirà ad avere questo miracolo, va bene? Giusto. Mi fermi quando vuole pensando a suo figlio. Basta. Da dove chiamate, signora? Io dalla Valtellina, però sono origine napoletana. È perché la voce si sente che siete da queste parti. Mannaggia. Allora, signora, mi stia a sentire. Sì. La mala compagnia porta al diavolo la gente. Si dice a Napoli, si dice ancora. Sì. Lei mi ha capito a cosa mi riferisco. Sì. Però le posso dire che le carte mi danno una buona speranza, non sicurezza, perché qua è un po' ingarbugliata la cosa. Sì. Quindi c'è qualche buona notizia, ma non subito. Qua se ne parla, mi stia a sentire, poi un giorno lei mi chiamerà e mi dirà avevi ragione te. Qua se ne parla per fine anno. Capito? Ho capito. Io la sicurezza che la posso dare per fine anno, perché c'è troppo casino, troppa ingarbugliata sta situazione. Ok? L'hanno fatto ingarbugliare. Ok. Grazie. Arrivederci, signora. E vado a vedere su YouTube i miei video. Ok. Grazie. Arrivederci. Su YouTube trovate tutti i miei video, bei momenti del passato, trovate i miei interventi a Rai 1, Rai 2, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, su Sky, su Rai 3, insomma, non sono uno sprovveduto, sono un personaggio pubblico del mondo della televisione. Pronto? Buonasera. Maestro Cleo, sono Fortuna per mio figlio Emanuele. Sì. Maestro, per Emanuele Alessio, se è possibile. Cosa? Comunque, Dammi per la... Emanuele è nato il 26 settembre 89. Qual è la domanda? La domanda è, lui il 7 settembre si vorrebbe sposare, però non ha un mestiere, come dire, stabile. Vabbè. E io poi, maestro, un'altra cosa vi volevo dire, io per dire alla fidanzata, guarda, però mi dovevo fare gli affari miei, ho sbagliato, no? E lei non mi vuole perdonare, gli dissi un giorno... Fai fatto tu a parlare più poco, hai capito? No? E lei mi odia, maestro. Ma da dove ti impari? Maestro, maestro, i figli miei, Alessio, per il dolore del padre che ho perso mio marito 12 anni fa, no? Lo stavamo collando con il cancro e mi è morto con l'infarto, ha messo incinta la fidanzata, ma tu li vedi realizzati i miei figli, maestro? Quindi aspetta un po', andiamo in ordine. Tu mi hai chiesto per questo ragazzo... Tu sai che io sono una donna di esigendo SOS e poi ti porto nel mio cuore Fortuna, e dovete venire a casa mia. Fortuna, non ripete, non mi dici sempre le stesse cose. No, allora, tu adesso mi hai chiamato per che cosa? Per Emanuele. Ok, dobbiamo vedere se si realizzerà il suo sogno. Sta ragazza in malessere con vediamo se realizzerà il suo sogno. La realizzazione di sposarti ci sta? Fermami quando vuoi. Sì. Basta. Ok. Allora, stammi a sentire, tu c'hai un figlio d'oro, veramente c'è un figlio d'oro. Grazie, io ti dico che tuo figlio sta facendo il possibile col lavoro e economicamente sta avendo come da fare e ce la farà e avrà questa gioia e questa felicità.
Grazie. Auguroni per tuo figlio perché, ripeto, c'ha un cuore grandissimo. Sì, grazie. Quello va pure al cimitero dal padre, l'hanno pure quello, lo marito mi sa. Non ti preoccupare, Dio è grande, vi aiuterà, va bene? Stammi bene, ciao. E per mio figlio adesso li vedi pure la realizzazione con questa ragazza Ilaria? Sì, allora ti sto a dire, devi metterti da parte e ti sei fatto tu. Va bene, maestro. Stammi Ci vediamo bene. i primi di settembre, che io ti sto seguendo, maestro. Grazie. Sei un grande, Ciao. un abbraccio forte, ti porto nel mio cuore, mi hai Grazie, dato la ti vita voglio bene. e non la morte. Grazie Ciao. di esistere, maestro. Tante belle cose, Grazie, maestro. grazie. Allora, ho promesso a questa persona di andarla a trovare a casa sua e lo farò. È una mia promessa. Gli ho detto il mese di settembre, così sto un po' più libero, ed è una mia promessa e lo farò. Sarò a casa tua a settembre, fortuna. Letizia dice buon pomeriggio maestro. Ciao Letizia, buon pomeriggio pure a te. Un abbraccio forte, 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 forte. Io mi devo girare per leggere, ragazzi, perché ho YouTube qua e TikTok là. Allora, ha detto la signora di prima, devo dare il numero di telefono più lentamente. Prendete carta e penna. 3, 4, 5, 630, 81, 72. Ok? Tutti gli altri, se non avete scritto il numero, andate su YouTube, scrivete il maestro Cleo, si apre la mia pagina con i numeri di telefono e voi li prendete, vi segnate e chiamate. Perché purtroppo non posso scrivere il numero di telefono in questa diretta live perché va a finire che ci bloccano la live. TikTok ha le sue regole e noi le rispettiamo. Poi ripeto, se vi volete divertire insieme a me, dopo la live andate a visitare il mio profilo TikTok Smav Radio. Lì pubblico video di cucina, pubblico video di musica, racconto qualche barzelletta per farvi ridere, ci divertiamo insieme. Pronto? Pronto, buongiorno. Prima di tutto le faccio i complimenti perché è molto bravo a esprimersi e a tirare sul morale anche alla gente. Grazie. È una vita che faccio questo, sono me stesso, amo far capire le cose. È un bell'uomo, posso dirlo chiaramente. Grazie, mi fa arrossire. Allora, il mio motto, sa qual è? Io lo dico in questo istante. Allora, io ho sempre detto che lo scemo nito, bisogna dirglielo che è scemo. Sa perché? Perché se non glielo dice mai nessuno, quello lì è convinto che è diritto, è convinto di essere una persona intelligente e ti fa soffrire con la scemeria che c'ha. Ho capito. Invece, se tu glielo dici continuamente, tu sei scemo, quello si comincia a fare la domanda, dice, ma fa che io sono scemo veramente? Hai ragione. Niente, io gli volevo chiedere se lui, perché io non so cosa ha combinato, c'ho qualcosa dietro alle spalle, non so cosa ha combinato, in poche parole si è messo in una situazione che non so bene quale sia, niente, se tornerà, se mi cercherà, perché so che questo suo andare via non è dovuto a lui, è dovuto a qualcosa dietro alle sue spalle. Vediamo un po' come stanno le cose. Allora, gentilmente mi dici quanti anni c'hai e quanti anni c'ha lui, logicamente. Allora, io, Teresa, cancro, 59 anni. Sì. Lui, Renzo, gemelli, 59 anni.
però lui ha tutte le idee, sa, come se non invecchiasse mai, rimanesse sempre giovane, cioè io non lo so, non è mai stato così. Non è mai stato così, comunque ripeto, è 2 anni che è scappato. Allora, fermami quando vuoi. Vivevamo assieme. E allora, da questo ascolta, da questo momento in poi fermami quando vuoi, andiamo a vedere cosa ci dicono le carte, vai. Alt. Ok. Grazie. Prego. Allora, io la prego da questo momento in poi di stare zitta e parlerà all'ultimo, ok? Va bene. Se no mi toglie lo sfizio di indovinarla, capito perché? Ha ragione. Ma sono una persona ansiosa e mi scusi. No, ma si figuri. Lei sta parlando con una persona che accetta ogni tipo di discorso, si figuri. Allora, vediamo un po'. Allora, mi stai a sentire. Dal mio punto di vista, questa è una persona plagiata, una persona pilotata, una persona plagiata, perché io vedo in lui una persona che nella vita ha sempre valutato in primis se stesso e ha sempre progettato quello che lui avrebbe voluto all'attimo o in seguito. Però il discorso è che c'è di mezzo una terza persona, una poco di buona, mi devi consentire se dico questa frase, una poco di buona che l'ha plagiato, o meglio sotto effetto di esoterismo, l'ha diciamo bloccato psicologicamente e mentalmente. Quindi questa persona non corrisponde più psicologicamente per se stesso e per gli altri. E quindi questa persona non riesce più a connettere quello che vuole. Ma mi scusi, lui vorrebbe tornare da me, ha capito che lei è una poco di buono. Se è stato lavorato esotericamente parlando, non lo potrà mai capire che questa qui è una poco di buono. E quindi non si rende conto. Quindi no, non si può rendere conto, signora, non si può rendere conto, perché se una persona viene lavorato con la magia, che la magia esiste, è sempre esistita, e quella persona non può mai capire che quella lì è una poco di buono. No, la vede come una santa, la vede come una persona privilegiata. E quindi, ma cosa devo fare io? Niente? Basta? No, tutto. Lei mi ha fatto una domanda, io le sto dando una risposta e penso che le ho detto solo la verità. Ma certo, le credo. E non c'è niente per sì, tutto è possibile, ma preferisco parlarne in privato, riservatamente. Le dico cosa si potrebbe fare per recuperarlo, cosa le viene a costare, le dirò tutto. Poi lei valuterà se è sì oppure no. Tutto qua, ma in diretta live preferisco mantenere la riservatezza. Ok? Ma sono cose private per il resto, anche perché ci sono particolari di cui non voglio parlare in diretta. Perciò le dico, lei si conserva il numero, quando lo desidera mi chiami in privato e ne parleremo. Ma se in caso che orari si possono fare? Dopo questa live già mi puoi chiamare, dopo le ore 17. Va bene, la ringrazio. Arrivederci signora, grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci. Allora, cosa dice l'amico Francesco? Maestro, vedendo le sue dirette vedo una grande differenza tra lei e gli altri cartari. Ascolto le persone disperate cercando di dare dei consigli. Sì, Francesco, ma
qua si vede la professionalità, la bravura e l'esperienza l'esperienza degli anni che ti porta a questo, perché essere cartomanti non ci vuole niente. Tu ti leggi un libro di cartomanzia e alla gente basta che gli racconti 4 chiacchiere, rimangono contenti come una Pasqua. Buongiorno. Salve, sapete che ho fiducia in voi, perché vado pure ieri. La ringrazio. Siccome sono attento, so che non siete un medico, però ho fatto l'esame di un lipoma, mi è uscito, no? Potevo andare a ritirare lunedì. Sì. Mi dice se è negativo o positivo? Ti posso dire se è qualcosa di grave o meno grave. Grazie. Dammi, quanti anni c'hai, che segno sei? Sì, sono del 1581, Vergine. Fermami quando vuoi. Sì. Va bene così. Però cerca di essere positiva, perché nella vita la positività aiuta molto. Ho capito. Non tagliare mai in culo. No, papà, che si non mi abbrisco proprio. Bravo, la vita è bella, sa da zumbango. Ascoltami bene, niente di grave, è risolvibile, tranquilla, beata, vai avanti. Ok. Auguroni. Grazie. Stammi bene. Buon lavoro. Ciao. Grazie. Ciao. Allora. Tre, 4, 5, 630, 81, 72. 3, 4, 5, 630, 81, 72. E stavo a dire, Francesco, i cartari si sono aggiornati, hanno comprato un mazzo di carte. Hanno comprato, perché insieme al mazzo di carte ti esce anche il libro delle istruzioni. Contano 4 chiacchiere alle persone, li fanno contenti come una Pasqua e rimangono contentissimi. E questi sono i cartari, che in cambio di pochi spiccioli di donazione su TikTok fanno le dirette live e prendono i follower, salgono i follower. E la tanta gente li segue pure, io vedo che li seguono. Basta che scrivono nei commenti 4 chiacchiere, li seguono. Ma attenzione, essere ricercatori del mondo delle scienze esoteriche, ricercatore del mondo delle scienze esoteriche, è tutta un'altra cosa. Perché le carte io le posso mettere pure qua. Allora, diamo un esempio, mettiamo le carte a posto, diamo un esempio. Pronto? Pronto, Cleo, buongiorno. Buongiorno. Sono Vincenza. Da dove mi chiami? Dalla provincia di Modena, ci siamo già sentiti, Cleo. Dimmi. Volevo sapere, so che non sei un dottore, solo che ho fatto una cura per un ecobattero, dello stomaco. Alla prima non è andata bene, voglio sapere la seconda che ho fatto quest'altra cura se va a buon fine. Ok, Vincenza, allora tu sei a casa in questo momento, giusto? Sì, io sono in casa. Ok, adesso andremo a fare la veggenza perché alcuni me l'hanno chiesto. Allora, anche per questa... Sì, andremo a vedere. Vuoi la data oppure non sì, c'è mi bisogno? Devi dare la tua età e il tuo segno zodiacale. Bilancia 55. Quindi oltre a dirti gli esami come sono andati, come andranno, ho appena finito un'altra cura. Ti vado a fare un po' un consulto in generale, va bene? Gentilmente però, se gentilmente però dovresti stare zitta, non parlare, e parlerai all'ultimo o mi mandi a quel paese perché non ti ho indovinato niente.
Ok? Ok, grazie Cleo. Fatti il segno di croce. Io conto fino a 5, al numero 5 chiudi gli occhi e li aprirai quanto te lo dico io, va bene? 1, 1, 2, 3, 4, 5. Tieni gli occhi chiusi. Allora, tu nella tua vita anzitutto hai versato delle lacrime per la perdita di una persona cara. Zitta, la perdita di una persona cara che tu volevi molto bene. Poi hai avuto esattamente 3 anni fa, hai avuto un diverbio con una persona che si meritava di essere mandata a quel paese, nonostante che ti ha fatto soffrire. Poi vedo che c'hai un progetto che vorresti vedere realizzato. Questo progetto si realizzerà alla grande, ma devi ancora aspettare e devi ancora fare tanti sacrifici. Poi ancora gli esami che tu mi hai chiesto, io avverto che andranno bene, quindi è inutile che ti preoccupi più di tanto. Ed vedo ancora un nome che inizia con la G, che potrebbe essere Giovanni, come Gina, come Gigino, inizia con la G. Questa persona ti porterà una notizia interessante. Il posto dove stai telefonando in questo momento, io ti vedo circondato da questi colori. Allora, un colore bianco sporco con dei quadrettini, color marrone scuro come tipo color legno scuro, vedo avverto della presenza dei vetri intorno a te e vedo ancora che hai come soprammobili degli oggettini che ami tenere in vista e ancora segni particolari. Quando dico segno particolare mi riferisco, potrebbe essere un neo, un porro, un qualcosa che è nato insieme a te. Quindi io avverto un segno particolare che potrebbe essere un neo, lato sinistro del seno. Il nome del tuo angelo custode è Volus. Volus, ricordalo, Volus, che lo puoi utilizzare nei momenti di difficoltà. Ora io conto fino a 5, aprirai gli occhi al numero 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ora puoi parlare e mi dirai se ti ho detto verità o solo bugie. Verità. Verità. Sicuro? Sicuro. Adesso sul sinistro, forse non l'ho ancora visto, forse non l'ho mai visto, vabbè, il neo, però dei nei ce n'è in giro. Questo sì. Però sì, quella persona che mi hai detto con la lettera G, adesso nella mia vita che mi interessano, cioè hanno tutte e due con la lettera G, sperando che mi arriva qualcosa di buono. E io come faccio a sapere queste cose? Ah, non lo so, Cleo. Come faccio io? Allora sono un cartaro o un professionista? No, sei proprio un professionista. Ti conosco da una vita, da tanti anni. Ti ringrazio, auguroni per la tua salute, va bene? Grazie, ho visto che hai detto tutto va bene, io ti ringrazio, speriamo bene in tutto. Ciao, stammi grazie, bene. Cleo. Ciao. Grazie, buona serata, ciao. Ciao a te. Francesco su YouTube, hai capito? Hai capito come funziona? Hai capito? Allora, andiamo a chiedere una veggenza del genere a un cartaro che vediamo
in giro qui su TikTok, vediamo se è in grado. La differenza, avete capito qual è, tra essere professionali e non? Pronto? Buongiorno, Salve. sono Imma. Imma, dimmi. Ok, allora volevo sapere se può fare una domanda in generale, un No. po' la visione in generale. In generale ci vorrebbe mezz'oretta, signora o signorina, quindi lo faccio in generale, lo facciamo in privato a pagamento. In questa live è gratis una sola domanda. Una sola domanda. Allora io volevo sapere sulla mia salute, visto che comunque ho dovuto fare delle analisi di controllo. Non chiedetemi per la salute, io lo voglio pure fare, ma mi è vietato, avete capito? Quindi qual era la domanda? Fammi capire. Quella che stavo chiedendo sulla salute? Sì. Ok, no, io ho fatto delle analisi, diciamo, di controllo che siano proprio, volevo sapere cosa vedi in futuro, se magari comunque vedi dei problemi. Ah sì, vabbè, ok, vediamo se nel tuo cammino di vita ci saranno problemi gravi di salute. Va bene, questo possiamo dire. Sì. Allora, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? 44, Bilancia. Ok, allora, da questo momento fermami quando vuoi. Ora? Perfetto. È un piacere, Francesco, sarà un piacere per me, grazie. Stai tranquilla. Niente di importanza che possa essere di una tale gravidanza, non vedo niente di grave. Auguroni. Ok. Auguri. Grazie. Arrivederci. Buonasera. Allora, vi ricordo che io ricevo anche in privato, sia da vicino, sia telefonicamente, consulti in privato. Per consulti completi in privato il costo è 30 euro. Basta mandarmi la richiesta su WhatsApp e io vi do un appuntamento telefonicamente parlando. Ok? Chi vuole parlare con me? Pronto? Pronto, buonasera maestro Cleo. Buonasera. Mi chiamo Maria, vorrei farle una domanda al maestro. Prego. Allora, io da un anno che ho problemi, diciamo che soffro di stomaco, so che non è per la salute, non faccio una domanda per la salute. Sì. Giro medici e cose da più di un anno, però non riesco a trovare una soluzione. Adesso sto andando da un medico nuovo, volevo sapere se almeno questo troverà una cura giusta, se andrà a fare a buon fine questa cura, non lo so. Possiamo farlo, possiamo vedere questo. Vediamo. Allora, cioè ti fa male lo stomaco? Praticamente ho un sacco di problemi, non digerisco, è un Helicobacter fortissimo, quello che mangio vomito, non so più cosa fare, da un anno che me ne sto andando proprio in crisi perché ho girato medici, ho fatto gastroscopie. Prova la mattina, non sono un medico, consigli, prova un po' di la mattina, prendere un po' a digiuna acqua calda con limone premuto dentro. Ho provato, maestro, ho provato di tutto. Questo è un consiglio, per carità. Allora, vediamo se riesci a risolvere questo problema. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Allora, io ho 38 anni e sono della Vergine. Sì. Da questo momento in poi, fermami quando vuoi. Le do lo stop. Grazie.
Ripeto, amici, visitate il mio profilo TikTok Smav Radio, dove ci divertiamo insieme a raccontare barzellette, ricette a base di erbe per la cura delle erbe. Insomma, è un profilo divertente dove io mi diverto, perché anch'io devo divertirmi un po', eh? Senti, allora, le carte mi danno che troverai la giusta cura, il giusto medico che riuscirà a trovarti il problema da risolvere. Ma a breve, maestro, questo lo vedi o se ne andrà del tempo? No, lo vedo molto vicino. Datti da fare e cerchi di consultare il medico Sì, già adatto. settimana prossima devo andare da un altro medico perché vediamo, Sì. cioè, le sto provando di tutte, Sì, non so più sì, cosa fare. sì, devi- Mi danno le cure ed è come se le butto dalla finestra, non mi Sì. fanno niente. Sì, anzitutto devi essere un po' positiva di più ed stare più calmo possibile, capito? Anche perché non conduco una vita facile, bravo. Ecco, perché Questo pure è vero. lo vedo. Il nervosismo. Grazie maestro, è Va stato bene. gentilissimo. Le Arrivederci. auguro una buona serata. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Allora, prendiamo un'ultima telefonata, vediamo un po' chi ci chiama, l'ultima telefonata e poi ci vediamo domani alla stessa ora. Ultima chiamata, vediamo chi ce la fa. 345 630 81 72, ultima chiamata. Allora, io dico sempre, vi dovete abituare alla vera lettura delle carte, perché la magia esiste, la cartomanzia esiste. Da che mondo è mondo, ok? Mettete il seguo perché è importante, perché così vi arriverà la notifica della mia prossima live. E poi, quando io pubblico video di preghiere, vi arriverà la notifica. Poi ogni sera il mio gruppo di preghiera fa la preghiera per voi follower e vi protegge dal male. Pronto? Buonasera. Buonasera. Volevo sapere se vedrò presto mio nipote, lo so, già mi aveva fatto le carte per questo, però E quindi? volevo sapere a quanto tempo ci vorrà per vederla. Signora, quanto tempo? No, questo non sta a me a dirlo, però io mi ricordo questo consulto. Lei riuscirà a vederla tranquillamente. Però il tempo io non glielo posso dire perché le carte non mi danno il tempo. Come se la bambina mi pensa può farlo su questo, se la bambina ha il pensiero su di me. Come no? Mi dica Grazie. l'età? L'età mia? Sì, anche della bambina. La bambina ha 8 anni, l'età mia è 60. Perfetto. Mi fermi quando vuole. Ok. Va bene così. Basta. Sì. Basta, stop. Sì, signora, sì, un attimo solo. No, signora, lei la vedrà la bambina. È nei suoi pensieri e le carte mi danno la gioia, ciò vuol dire che non è lontano questo. Nel corso di quest'anno lei vedrà questa bambina, garantito. Ok. Va bene? Grazie, scusa il disturbo. Di niente, signora, buona serata. Salve. Allora salutiamo l'amica Giulù Terrano che dice: maestro, buon pomeriggio, lei è unico, la ringrazio, molto buona, molto gentile. Allora, stop con le telefonate, stop, amiche, stop, perché il tempo per me è così terminato. Mettiamo le carte nell'apposita custodia
e vi ringrazio veramente di cuore a tutti. Andiamo a salutare in ordine, andiamo a chiudere YouTube, andiamo a salutare Massimo, Francesco Magro, andiamo a salutare l'amica Gialù, andiamo a salutare Letizia, andiamo a salutare Letizia, ciao a tutti e andiamo in ordine. Ciao ragazzi a tutti voi di YouTube, un bacio.